Messina oggi, infermieri aggrediti, si ribella il Nursind, sul piede di guerra gli infermieri messinesi, minacce, percosse, risse, turni sempre più difficili. I 3.000 infermieri al lavoro in provincia di Messina sono sull'orlo di una crisi di nervi e ora il sindacato Nursind minaccia la mobilitazione. Protestiamo soprattutto per la situazione che si è creata nei pronto soccorso degli ospedali della provincia, dice il segretario provinciale Ivan Alonge. I colleghi sono continuamente oggetto di percosse e minacce. Gli infermieri, sempre più stremati, vivono soprattutto all'interno del pronto soccorso generale del Policlinico una situazione di disagio. Diverse le risse legate soprattutto ai tempi di attesa. Abbiamo più volte parlato con i vertici aziendali che hanno sempre promesso di prendere provvedimenti, poi prosegue il sindacalista, hanno cercato pure di attivare un posto di polizia nell'azienda Policlinico ma senza successo. Altro problema riguarda i turni con organici carenti.